sindacato pronto alla mobilitazione sul futuro dei lavoratori di Pasta Zara, a dirlo il riconfermato segretario generale della CGIL Trevigiana, Giacomo Vendrame. Autonomia del Veneto, a 3 giorni dall'anniversario del referendum, il punto della situazione del ministro Erika Stefani e il rischio di nuovo fronte critico con il Movimento 5 Stelle. Ministeri non della Lega hanno chiesto verifiche, dice siano veloci. Un 29enne in carcere per aver ripetutamente preso di mira 2 aziende di Maser, ignoti motivi che lo hanno spinto a bersagliare proprio quelle 2 ditte. Rapine violente, bersagli commercianti, anche un 20enne di Casale d'Al Tivoli nella banda sgominata dai carabinieri di Venezia. Tenta una rapina in una tabaccheria di Mestre fingendo di essere armato, ma in realtà si tratta di una protesi al braccio. Inseguito dalla titolare, dopo pochi minuti l'uomo, un 44enne di Monastier, viene arrestato. Sport, volley, 3 stelle dell'Imoco Conegliano tra le azzurre della nazionale che ha conquistato l'accesso alla finale dei mondiali. Domani ci si gioca l'oro con la Serbia. Basket, domenica l'attesissima sfida al Pallaverde della De Longhi Treviso contro i rivali storici della Fortitudo Bologna, e stasera 20:10 tutto sulla gara con coach Max Menetti e il direttore sportivo Andrea Gracis. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque questa mattina a Quinto il congresso provinciale della CGIL che ha riconfermato segretario generale Giacomo Vendrame. Proprio Vendrame ha parlato della questione Pasta Zara dicendo che il sindacato è pronto alla mobilitazione insieme anche ai pensionati. Presente anche Maurizio Landini che ha parlato di condono fiscale e tasse. Sicuramente è Pasta Zara uno dei temi principali. A margine del congresso provinciale che lo ha riconfermato alla guida del sindacato trevigiano, il segretario generale della CGIL Giacomo Vendrame ha indicato quello del pastificio di Riese Pio X come il principale fronte in cui la Camera del Lavoro è impegnata nella Marca, annunciando che il sindacato, pensionati compresi, è pronto alla mobilitazione per difendere i posti di lavoro in ballo. La stagione delle grosse vertenze sembra tuttavia ormai alle spalle. A fine 2017 abbiamo più posti di lavoro rispetto al 2008, quindi potremmo dire che in termini quantitativi abbiamo recuperato gli anni della crisi, ma in termini qualitativi non si può dire lo stesso. E su questo, dice Vendrame, bisogna lavorare, come pure a breve il sindacato dovrà incontrare i lavoratori per spiegare la manovra economica definita contraddittoria e illustrare le controproposte che da lunedì verranno vagliate insieme a CISL e UIL. Se da un lato fai un provvedimento come il reddito di cittadinanza che cerca di aiutare le persone in difficoltà, dall'altro hai un condono fiscale che è un regalo ai furbetti. Condoni su cui nell'intervento che ha chiuso il congresso l'ospite d'onore, l'ex segretario generale della FIOM Maurizio Landini, indicato da Susanna Camusso come suo successore alla segreteria nazionale, non le ha mandate a dire al governo. Guardate che se vai nei dettagli di quello che hanno fatto non è semplicemente che tu condoni a 1.000 euro al povero che non avevi soldi per pagare la multa, perché tu dentro lì hai la depenalizzazione, se non lo cambiano, addirittura del riciclaggio e della frode, dentro a quelle cose lì c'hai lo scudo fiscale di nuovo per chi aveva portato i soldi all'estero e li può riportare in Italia non pagando. Noi abbiamo bisogno di aprire in quel paese qui e dobbiamo essere noi, visto che siamo quelli che pagano e lo sostengono con le nostre tasse, dobbiamo essere noi che chiediamo un nuovo patto fiscale e smettiamola di dirla che tutti debbono pagare meno tasse, perché una cosa così è per prendere in giro quelli che le hanno sempre pagate. No, c'è chi ne deve pagare meno e c'è chi ne deve pagare di più, molto di più di quello che ha pagato prima. Sull'eventualità di diventare il successore di Camusso, Landini si è limitato a dire di essere a disposizione del sindacato. Chiudendo, si è commosso ricordando lo storico segretario FIOM della Marca, Candido Omicciuolo, scomparso a maggio di quest'anno. Tu lo chiamavi a qualsiasi ora, gli ponevi qualsiasi problema e poi gli dicevi come va, la sua risposta era sempre alla grande. Allora, per me colgo questa cosa qui per dire come andrà questo congresso, secondo me alla grande, dipende dalla nostra intelligenza. La cronaca adesso, un 29enne in carcere per aver ripetutamente preso di mira 2 aziende di Masera, ignoti al momento i motivi che lo hanno spinto a bersagliare proprio quelle 2 ditte. Furti, atti di vandalismo, poi il tentativo di estorsione. Un 29enne di Masera è stato condotto in cella dai carabinieri che lo ritengono responsabile degli ennesimi danneggiamenti il 10 ottobre a 2 aziende del luogo, la Cetov, ditta che produce attaccapanni e appendiabiti, e la Gialex, laboratorio di maglieria e camiceria.
Il 29 settembre era stato arrestato per aver rubato nelle settimane precedenti circa 3.000 euro dalle casse delle due aziende e un computer e aver danneggiato vetrate e il parabrezza di un furgone. Aveva poi lasciato sulle scrivanie delle richieste di denaro, 500 euro per interrompere le sue scorribande. Pure ai domiciliari ha compiuto un altro raid. Il pubblico ministero Davide Romanelli a questo punto ha chiesto la custodia cautelare in carcere, che è stata immediatamente eseguita. C'è anche un giovane trevigiano tra le 4 persone arrestate dai carabinieri di Venezia che hanno sgominato una banda che rapinava tabaccherie indossando la maschera di Anonymous. Parte seconda dell'operazione Arancia Meccanica. I carabinieri del nucleo investigativo di Venezia con i colleghi di Porto Gruaro hanno arrestato Angelo Abatascianni, 30enne di Spinea, e Michael Innocenti, 24enne trevigiano, componenti di una banda criminale ritenuta responsabile insieme ad altri 2 in carcere da febbraio 2018 della rapina in una tabaccheria avvenuta a San Stino di Livenza il 6 febbraio 2017. Come si vede dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, in 3 sono entrati indossando le maschere di Anonymous, mentre il quarto aspettava nell'auto. Hanno puntato un'arma contro il titolare facendosi consegnare i soldi. 2 minuti, un bottino di 5.000 euro. Con le indagini si è poi scoperto che le maschere erano state acquistate poco prima a Torre di Mosto. Una è stata ritrovata proprio nell'auto abbandonata. La maschera è stata rinvenuta all'interno dell'autovettura oggetto di furto poco prima nelle vicinanze di San Stino di Livenza. La maschera poi è stata inviata al RIS e tramite delle tracce biologiche e quindi il riscontro è stato possibile risalire all'autore della rapina. Era un rapinatore, come si può dire, seriale, e quindi gli elementi erano già presenti nelle banche dati delle forze di polizia. Si chiude dunque il cerchio sul gruppo composto da 5 persone, oltre ai 4 di origine veneta, un minorenne rumeno, indagati a vario titolo per aver commesso altre 7 rapine in terraferma, spesso molto violente. Riteniamo che comunque a vario titolo possono essere gli autori delle rapine, alcuni di questi nelle zone della terraferma veneziana nel periodo che va da dicembre 2016 e il primo periodo dell'anno del 2017. Secondo le intercettazioni telefoniche, queste rapine però non erano abbastanza. Dall'attività di intercettazione telefonica è emerso la volontà di questi soggetti di aumentare la loro attività criminale, in modo particolare aggredendo i bancomat mediante l'esplosivo. E oggi a Mestre è stato arrestato un 44enne di Monastier che, fingendo di essere armato con la protesi che aveva al braccio, si è fatto consegnare l'incasso di una tabaccheria in via Bissuola. La titolare però, non appena è uscito dal negozio, lo ha inseguito. 3 minuti più tardi una pattuglia di passaggio della polizia stradale lo ha fermato. Domani mattina l'udienza dei convalida. Autonomia del Veneto adesso, perché a 3 giorni dall'anniversario del referendum il punto sulla situazione è fatto proprio dal ministro Erika Stefani e nuovo fronte critico con il Movimento 5 Stelle. Ministeri non della Lega hanno chiesto verifiche, ha detto il ministro Stefani, siano veloci, non rallentino il percorso. Il traguardo è lì, in vista, ma per arrivare al filo di lana ci vorrà ancora del tempo. È la corsa dell'autonomia del Veneto, che fra 3 giorni celebra un anno dal plebiscito del sì, con oltre 2 milioni di veneti alle urne per dare il via alla rivoluzione. Un percorso a tappe con un filo diretto da Venezia, il governatore Luca Zaia, a Roma, il ministro Erika Stefani, ma anche un percorso in cui non sono mancati e non mancano gli ostacoli fuori dal Veneto. Sulla base di quel lavoro fatto ho presentato una bozza di intesa al Presidente del Consiglio. È vero che io speravo che si potesse arrivare magari a coronare, era un sogno anche di poter coronare la firma dell'intesa proprio nel giorno dell'anniversario, però purtroppo devo annunciare che questo non potrà avvenire, in quanto alcuni ministeri che non sono della Lega hanno ritenuto di chiedere degli approfondimenti, degli esami ulteriori su quelle che sono richieste di autonomia, delle valutazioni. Io mi attendo che possa essere fatto questo riscontro anche in un termine anche breve, per poter così concludere quello che è una giusta e legittima richiesta che è stata fatta dai veneti, da noi tutti, che è stata confermata da un grandissimo referendum. Dunque richieste di approfondimenti dei ministeri in capo al Movimento 5 Stelle. Sarà da capire se e come potrebbero creare un nuovo attrito dopo il caso Pedemontana.
E l'aria burrascosa di queste ore in seno al governo giallo-verde sulla manovra del condono non aiuta, anche se per Stefani l'autonomia è un valore di tutti. Ritengo che l'autonomia sia un qualcosa che va oltre, perché l'autonomia, per come l'abbiamo strutturata, non comporta oneri di finanza. L'intesa non comporta oneri di finanza e la legge che recepisce l'intesa non comporta spese per lo Stato. Intanto l'asse Zaia-Stefani va avanti con la richiesta ribadita delle 23 materie e risorse derivate dal gettito IVA-IRPEF come strumento di svolta. Cioè quello che è il costo che sostiene il governo e lo Stato per quella competenza a livello regionale. Poi, e questa è la grande rivoluzione, e la grande rivoluzione che sarà anche per il futuro, per migliorare veramente non solo il rapporto Stato-Regioni, ma per migliorare l'efficienza delle regioni, ed è arrivare ai cosiddetti costi e fabbisogni standard. Quello è il grandissimo obiettivo, ovvero le regioni devono pagare i servizi, devono pagare e sostenere dei costi che devono rientrare a quello che è un parametro che deve essere stabilito a monte. Altrimenti si rischia continuamente di avere degli sprechi, delle male gestio che non fanno nient'altro che male, non solo alle casse dello Stato e della Regione, ma fanno male ai cittadini. I 95 sindaci della Marca hanno firmato la piattaforma di richieste e proposte per una migliore finanza locale indirizzata al governo. Con la forza di tutti i sindaci trevigiani porteremo avanti questa battaglia perché le istanze del nostro territorio e dei nostri enti siano ascoltate e tradotti in fatti, afferma Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Ai nostri comuni continua deve essere riconosciuta l'autonomia finanziaria piena che a loro riconoscere la Costituzione. Non chiediamo nulla di più. Duro poi l'attacco del sindaco di Montebelluna Marzio Favero, 10 miliardi di euro, dice quanto negli ultimi 3 anni i comuni non hanno potuto spendere per colpa di vincoli o regole burocratiche complesse, e 10 miliardi è il valore del reddito di cittadinanza. Lo Stato italiano, conclude Favero, deve valutare se vale la pena strozzare i comuni che offrono ai cittadini servizi essenziali in cambio di spesa assistenziale. Torniamo alla cronaca, installa un software nel cellulare dell'ex moglie per spiarne i messaggi, e poi la pedina e la tempesta di telefonate. Per questo un 50enne trevigiano è finito a processo per stalking. Non si rassegnava alla fine del matrimonio e alla separazione dall'ormai ex moglie, che lui, un 50enne trevigiano, avrebbe perseguitato, aiutato anche dalla tecnologia. L'uomo, ora a processo per stalking, secondo l'accusa avrebbe iniziato a controllare i movimenti dell'ex compagna, pedinandola, appostandosi fuori dall'abitazione e dal posto di lavoro della donna, che durante il giorno e la notte sarebbe stata tempestata anche di telefonate ed SMS. Da quanto ricostruito poi dalla procura, il 50enne, per controllare l'ex, avrebbe addirittura installato nell'auto di lei un localizzatore GPS e nel suo telefonino un programma in grado di spiare i messaggi che le arrivavano. Dopo l'ennesimo episodio, la donna ha deciso di presentare denuncia e di costituirsi parte civile nel processo. Dalla fascia di Miss Padania nel 2007 alle aule di giustizia, Benedetta Mironici, 36enne, ex modella trevigiana, vincitrice 11 anni fa del concorso di bellezza, deve ora difendersi al processo che la vede imputata a Treviso per furto e ricettazione di chiavi inglesi e altri attrezzi tecnici, insieme ad un presunto complice accusato di una serie di colpi ai danni di artigiani e imprese. L'ex reginetta di bellezza ha sempre respinto le accuse. I due erano stati arrestati dalla polizia lo scorso luglio. Un terzo uomo riuscì a fuggire dopo l'allarme di un residente del quartiere Sant'Antonino che aveva visto di notte 2 figure armeggiare sul furgone di un idraulico. A bordo dell'auto che aspettava i 2 per fuggire c'era appunto Benedetta Mironici. Una successiva perquisizione nella casa che l'ex modella condivideva con il presunto complice fece ritrovare centinaia di chiavi inglesi, cacciaviti e materiali ritenuti provento di furti. La prima udienza si è conclusa subito con un rinvio per definire su richiesta dei legali della coppia il rito alternativo del patteggiamento. Sono circa 300.000 i lavoratori del commercio nella regione Veneto, quasi 1 su 5 interessato dal lavoro domenicale. E ora anche chi ha sempre avversato questa pratica si dice preoccupato dalle possibili ricadute occupazionali dello stop annunciato dal governo.
Dopo anni di proteste contro la liberalizzazione delle aperture domenicali introdotta dal governo Monti, sindacati e commercianti mostrano preoccupazione per la volontà manifestata dall'attuale esecutivo di limitare le domeniche lavorative a un massimo del 25%. In linea di principio siamo favorevoli, puntualizza Maurizio Arizzo della CISL regionale, che ha organizzato una tavola rotonda per discutere del tema, ma non si può pensare di cancellare gli ultimi 7 anni con un colpo di spugna legislativo. Oggi per molti esercizi commerciali di piccole dimensioni chiudere ogni domenica significherebbe la fine della loro attività. Credo che anche chi era contrario oggi si renda conto che i competitor, il vero competitore non è solo la grande distribuzione che ha fatto leva in questi anni, sono proprio l'e-commerce. Il sistema va riformato, sostengono dal sindacato, in accordo con le categorie e gli enti locali. Una quantità di domeniche programmate nel territorio con una pari opportunità, quindi su un quadrante a rotazione, quindi come le farmacie sono un servizio essenziale, sono calendarizzate con chiaramente aperture e chiusure. Così bisogna fare nel commercio, perché oramai i consumatori hanno dimostrato che i loro bisogni, il loro volere, la loro capacità di interesse e di consumo lo si fa anche alla domenica. Va pensata una revisione della legge, riducendo ovviamente le aperture domenicali, ma assegnando le competenze alla Regione, che attraverso la concertazione può meglio definire quali sono le esigenze delle imprese e dei territori per una programmazione quindi che sia rispondente alle richieste che emergono da quel territorio sia dal punto di vista economico che valoriale ed etico. Salomoniche le conclusioni del direttore di Confesercenti Veneto Maurizio Franceschi. Si potrebbe ragionare sulle 20 domeniche all'anno, da qui si può scendere un po', si può salire, ma un punto di riferimento potrebbe essere questo. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta, lavori di restauro del ponte vecchio di Bassano. I giudici per la seconda volta danno ragione al comune. La ditta trevigiana deve pagare €500.000 tra danni e spese processuali. È una ottima notizia per la città, perché il Tribunale di Vicenza ha confermato per la seconda volta che le motivazioni tali per cui il Comune di Bassano del Grappa ha rescisso il contratto in danno con la ditta Vardanega che doveva restaurare il ponte ma non l'ha restaurato è assolutamente motivato. Partita del ponte, Comune Vardanega 2-0, purtroppo una partita per niente piacevole da giocare, visto che sul piatto c'è un monumento simbolo della nostra città riconosciuto a livello internazionale e ci sono i soldi dei bassanesi, tanti per quanto riguarda le spese per i lavori di restauro del grande malato del Ponte Vecchio. Arbitri assoluti per ben 2 volte i giudici del Tribunale di Vicenza. Questo ci permetterà di entrare in possesso di €453.000 che avevano chiesto proprio come quantificazione del danno. Non è tutto. La ditta è condannata anche a pagare le spese processuali edilite per altri €20.000 più IVA al Comune e altri circa 11-13.000 euro di spese processuali più IVA nei confronti della compagnia di assicurazione che deve darci i soldi per conto della ditta Vardanega. Anche voi vi togliete qualche sassolino dalla scarpa? Ma direi proprio di sì. È anche una soddisfazione politica nei confronti di chi esplicitamente, consapevolmente o inconsapevolmente ha lasciato intendere o ha detto apertamente che in realtà i problemi non li stava creando Vardanega, bensì li stava creando il Comune o altre eventualità di cui non si capisce la natura. Insomma, i giudici hanno detto esattamente il contrario, hanno messo per filo e per segno tutte le inadempienze che questa ditta ha in qualche maniera fatto proprie durante quei 15 mesi di cantiere e ha dato conferma a tutte le risposte che il Comune ha dato su ogni tipo di inadempienza o di ritardo, dicendo effettivamente il Comune ha avuto pieno titolo a stracciare quel contratto dalla parte della Regione e oggi ha pieno titolo di portare a casa questo €500.000.
Sciopero per autobus e corriere e MOM venerdì prossimo 26 ottobre per uno sciopero nazionale. Le corse potranno subire ritardi o cancellazioni dalle 8:30 alle 12:30 nel pomeriggio dalle 15 fino al termine della giornata. Saranno garantiti come da normativa i servizi nelle ore a maggiore frequentazione. La biglietteria aziendale in piazzale Duca d'Aosta a Treviso potrebbe non garantire il servizio nelle ore di sciopero. E torniamo ora alla notizia data ieri della sospensione dei campi da calcio del dirigente di una squadra trevigiana per 6 mesi perché durante una partita avrebbe rivolto insulti razzisti nei confronti dell'arbitro di colore. Oggi in una nota il dirigente ha voluto dire la sua di verità. Premetto, si legge, che non mi ritengo assolutamente una persona razzista, tanto per dire, continua, nella nostra squadra abbiamo 3 ragazzi di colore con i quali scherziamo e ci divertiamo senza problemi di integrazione. Il dirigente ha voluto dare la sua versione di come si sono svolti i fatti, di come, spiega, al momento dell'espulsione dell'allenatore della sua squadra abbia espresso un suo giudizio sull'operato del direttore di gara, affermando che la condotta assunta fosse ridicola e vergognosa. Mi pare, continua il dirigente, di non aver offeso o proferito frasi razziste verso nessuno, a meno che la mia opinione sulla condotta dell'arbitro non sia intesa come un fatto discriminatorio. Il dirigente si dice pronto a tutelare la sua persona facendo ricorso al tribunale. Ed ora cambiamo argomento, fine settimana che sta per iniziare, che sarà caratterizzato ancora da bel tempo e temperature ben al di sopra della media stagionale, ma da domenica sera arriva il freddo. Fiori che sbocciano come fossimo in primavera, temperatura che nelle ore centrali trasformano queste settimane di metà ottobre in giornate quasi estive, un autunno sempre più anomalo e anche il weekend alle porte sarà caratterizzato da sole e caldo. Le temperature risulteranno sopra la media del periodo di 3-4 gradi, con valori termici che sabato raggiungeranno di giorno anche 23-24 gradi. Temperature che domenica subiranno una lieve flessione. Ci aspettiamo l'arrivo della bora, che sarà accompagnata anche da rovesci e qualche temporale entro le ore serali di domenica. Aria fredda che segnerà anche l'inizio della prossima settimana. Le temperature caleranno fino a raggiungere valori sotto la media del periodo. Il tempo si ristabilirà con cielo sereno poco nuvoloso, ma farà freddo soprattutto di notte, infatti i valori termici sono attesi sotto i 10 gradi. Siamo allo sport, volley con la nazionale femminile che ha battuto in Giappone la Cina, conquistando così la finale mondiale. Tra le azzurre anche 3 giocatrici dell'Imoco Conegliano. Un urlo e un abbraccio liberatorio. L'Italia della pallavolo femminile è in finale, una finale firmata anche Imoco Volley. La nazionale entra nella storia, dopo 16 anni torna a giocarsi domani l'oro al mondiale. Grazie alla vittoria contro l'ostico avversario della Cina in un match combattuto palla su palla, punto dopo punto, le ragazze di coach Mazzanti hanno portato a casa un risultato strepitoso. In campo c'era anche un pezzo di Imoco Conegliano. Ben 3 le ragazze che vestono la maglia azzurra e che sono state fondamentali per la vittoria finale. Provvidenziali i salvataggi di Monica De Gennaro, indispensabili i punti giocati da Anna Danesi e poi la grinta di Miriam Silla, che a fine gara non contiene la gioia per il traguardo raggiunto. Non ci credo ancora, mi sembra un sogno, non svegliatemi vi prego, bellissimo, non so cosa dire. Perché è stata una partita non combattuta di più. A trascinare le ragazze del volley alla finale mondiale Davide Mazzanti, anche lui porta in nazionale un pezzo di Imoco. Il coach infatti si è seduto sulla panchina azzurra dopo aver fatto delle Pantere di Conegliano una delle squadre più forti d'Italia. Conquistato il 3-2 che ha chiuso la partita con la Cina, Mazzanti mantiene i piedi per terra, già concentrato sulla partita di domani contro la Serbia che aveva sconfitto le azzurre nell'ultimo incontro della Final Six, e il primo pensiero nel post gara va proprio all'altra finalista. Ho pensato devo preparare la Serbia. No, contentissimo, però non sono nemmeno uscito dalla partita. Sono felice di stare in questa sensazione qua perché credo che il sogno è ancora più avanti. E lo sport, ma il basket sarà al centro della puntata di questa sera di 20:10. Si parlerà appunto del Treviso, DeLonghi Treviso Basket, in vista dell'appuntamento di domenica, l'incontro contro lo storico avversario della Fortitudo Bologna. Ospiti in studio questa sera Massimiliano Menetti e Andrea Gracis, rispettivamente coach e direttore sportivo della DeLonghi Treviso Basket.
È davvero tutto con le notizie da Treviso, ora le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi, buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Tuttavia, al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni degni di nota. Più sole invece a partire dal pomeriggio. Temperature invariate con minime tra 11 e 15 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto al mattino, specie sulle aree costiere, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile, non sono attese piogge. Via via più soleggiato col passare delle ore. Temperature stazionarie con minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 21 e 23 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori meridionali della nostra regione al mattino, ma in genere senza fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata. Temperature stazionarie molto miti, con minime tra 5 e 12 gradi. Valori massimi compresi invece tra 24 e 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.